è Alberto Stefani il nuovo presidente della regione Veneto. Lo vedete qui, nella foto, ve la ingrandisco, sicuramente è una faccia che avete già visto, no, nelle ultime settimane di campagna elettorale e qui è sorridente mentre festeggia la vittoria elettorale che è arrivata ieri. Infatti dopo 2 giorni di votazioni alle 15 si sono chiusi i seggi ed è iniziato lo spoglio che ha certificato un risultato inatteso. C'erano, interessanti, partite soprattutto all'interno del centrodestra, oppure per capire quanto il centrosinistra e in particolare il candidato, Manildo, ottenesse a livello di voti. Ecco, quello lo vediamo subito fra poco, intanto partiamo dal nuovo presidente. Gran parte dei quotidiani di oggi, Corriere delle Alpi, Gazzettino, dalla prima pagina in poi è dedicata ovviamente alle elezioni regionali. Si tratta infatti di un evento che dovrebbe interessare tutti noi cittadini del Veneto, anche se così purtroppo non sembra ed ecco che veniamo al punto dolente. Già ieri, nella rassegna stampa ne avevamo parlato, infatti era, intitolata "L'inverno elettorale". Ecco, se ieri si poteva ancora, ribaltare o almeno migliorare questo dato, visto che c'erano ancora i seggi aperti, oggi invece non si può più fare nulla e quindi bisogna solo prendere atto che, anche per questa tornata elettorale e soprattutto per questa tornata elettorale, l'affluenza ai seggi è stata veramente bassissima. La vedete qui, no, nel, riquadro blu, 44,65%, quindi neanche la metà dei cittadini veneti. Considerate che sicuramente c'è un'importante percentuale di residenti all'estero, ma non si può dare la colpa solo a questo numero, ecco. C'è una crisi che continua e che oltre alle elezioni europee o alle elezioni politiche sembra, continuare, andare anche a colpire quelle, elezioni che storicamente sono sempre state più, partecipate perché considerate più vicine, no, sentite più vicine da parte dei cittadini. Nel sotto la percentuale in grande ci sono le percentuali anche per le varie province ed ecco che anche qui queste sono molto preoccupanti, soprattutto per noi bellunesi, perché siamo gli ultimi. Vedete, Belluno 35,3%. È un numero, bassissimo, spaventoso e, molto più basso rispetto a 5 anni fa, quindi alle ultime elezioni regionali. Anche in quel caso eravamo gli ultimi, ma con il 47%, 47,84, quindi avevamo dai sfiorato il 50%. Ecco, quest'anno il 50% è decisamente lontano, è lontano 15, punti percentuali. Ecco, quindi l'affluenza bassa è sicuramente un tema importante, forse il tema principale su cui tutti i, partiti dovrebbero, ragionare e sono ragionamenti che non vanno fatti solo il giorno dopo le, elezioni, ma devono assolutamente continuare. Comunque tornando invece ai, risultati, elettorali, abbiamo detto, no, che i 2 quotidiani tra tabelle e interviste dedicano tanto spazio e allora iniziamo a sfogliarli assieme, come facciamo ogni mattina in questo nostro appuntamento con la rassegna stampa a cura dei giornalisti dell'Amico del Popolo. Buongiorno e buon martedì da Irene Dal Mas. Diamo subito un'occhiata alle prime pagine, quella del, Corriere delle Alpi. Eccola qui, in Veneto è iniziata l'era di Stefani, la Lega vola con Zaia e doppia Fratelli d'Italia. Vi dicevo prima, no, degli interessanti derby, anche interni, come quello principale era quello tra la Lega e Fratelli d'Italia, vinto dai primi. Exploit del governatore uscente, 186.000 preferenze. Il neoeletto dedico il successo ai nonni, assessori sono di parola. E vedete qui Stefani nella fotografia.
La didascalia ci ricorda che ha 33 anni e quindi è il più giovane governatore d'Italia. Guardiamo invece la prima pagina del Gazzettino, anche qui Stefani al 64%, la Lega doppia Fratelli d'Italia, quindi anche il Gazzettino si sofferma su questa partita. Veneto vince il candidato del centrodestra Manildo, che era il candidato del centrosinistra, al 28,89%. Le sue dichiarazioni: 1 su 3 ci ha votato, si riparte da qui. Forza Italia si ferma al 6,3%, sorpresa Zumski, che era rappresentante del partito Resistere Veneto, va in consiglio. Rieletti De Berti e Marcato, fuori Ciambetti e Zanoni. Questa, ovviamente è la parte riferita a tutta la regione e poi adesso sfogliamo le pagine e vediamo anche quelle, dedicate ai risultati bellunesi. Allora, sfogliamo proprio, come, primo quotidiano il Gazzettino. A pagina 2, c'è il quadro riassuntivo, diciamo. Zaia tira la volata a Stefani, Manildo resta sotto il 7%, quindi c'è il verdetto delle urne. Nel taglio basso ci ricorda il Gazzettino che ieri si è votato anche in Campania e in Puglia ed eccoli qui i 2 presidenti: presidente della Campania Roberto Fico, presidente della Puglia Antonio De Caro, quindi doppia vittoria e doppia conferma del centro-sinistra. Ma noi, torniamo al Veneto, perché eccola qui la, tabella riassuntiva con le preferenze per i vari candidati in tutte le province. Noi guardiamo la sezione, di Belluno, questi non sono i dati completi ovviamente, si riferiscono a 4.666 sezioni su 4.729, quindi manca qualche sezione, però sono già molto indicativi. Belluno, per Alberto Stefani sono arrivate le 44.790 voti, quindi 61,13%. Giovanni Manildo 30,17%, Riccardo Zumski 6,67%, mentre sono restati fuori i 2 candidati Marco, Rizzo e Fabio Bui. Allora, continuiamo a sfogliare il Gazzettino. Nella pagina qui di destra, che lascio a voi leggere, c'è l'intervista al nuovo presidente che dice: "Sarò il sindaco dei Veneti". E ancora, questa è la pagina che vi ho fatto vedere in parte prima, no, sull'affluenza. Ecco il titolo: "Il primo partito è degli assenti". E ancora la pagina successiva dedicata ai delicati equilibri nel, centrodestra, Fratelli d'Italia doppiati dal Carroccio, anche questo argomento di cui abbiamo già parlato. Ma a proposito di, liste è, molto interessante il, grafico, la tabella più che il grafico che troviamo qui sotto e che riporta i voti per ogni partito, per ogni lista. Allora, noi come sempre guardiamo la colonna dedicata a Belluno e, eccoci qua, e scopriamo che per la Lega è arrivato il 27,51%, per Fratelli d'Italia il 27,49%, quindi sono lì appaiati ed è una, sorpresa rispetto a quanto è successo, come vedete, nelle altre province. Venezia Lega 33, Fratelli d'Italia 17, quindi praticamente la metà. Rovigo 36, 22, Padova 35, 17, Treviso 40, 14 e così via. Quindi appunto la nostra provincia è l'unica in cui i 2 partiti di centrodestra hanno ricevuto lo stesso numero di preferenze. Continuiamo la lettura, Forza Italia sempre a Belluno 3%, 3,17, Liga Veneta Repubblica 1,65, Unione di Centro 2,36, Noi Moderati 0,61. Per il centro-sinistra, Partito Democratico 18,86%, Alleanza Verdi-Sinistra 4,62, Movimento 5 Stelle 1,84,
Uniti per Manildo 2,56, le Civiche Venete 0,56, Pace Salute Lavoro 0,67, Volta Europa 0,23. Per gli altri 3 candidati invece per la, lista Resistere Veneto, quindi candidato presidente Riccardo Zumski, è arrivato il 6,56%, quindi una percentuale abbastanza alta, no, rispetto a quella ricevuta nelle altre, province, ad esclusione della, sua, Treviso. E per invece Marco Rizzo, per il partito di Marco Rizzo 0,87, per la lista Popolari per il Veneto che sosteneva Fabio Bui 0,44. Questi sono le, percentuali ottenute, dalle varie liste nel bellunese. Nelle pagine successive, io ovviamente non vi posso, leggere tutto, ci sono le interviste ai protagonisti e allora abbiamo qui a pagina, 6 le parole di, Luca De Carlo per Fratelli d'Italia e poi ancora le dichiarazioni di, Luca Zaia, e le, parole che arrivano dal centrosinistra con l'intervista a Giovanni Manildo. Dicevamo un Veneto su 3 è con noi, si parte da qui, saliremo. Poi le parole della rivelazione delle elezioni, Zumski in consiglio ascolterò le proposte di tutti. E qui sotto anche, gli ultimi 2 candidati. Io ultimo ma non deluso, dice Fabio Bui, la mia lista era fatta in casa. Marco Rizzo così non va. Quindi Marco Rizzo si, concentra sull'affluenza, Stefani vince, ma con i voti di un Veneto su 4. Dalle elezioni, oltre al, nuovo presidente, ovviamente, nasce il nuovo consiglio regionale. E allora eccoci qua in questa pagina 11 del Gazzettino, adesso fra pochissimo ci spostiamo anche nel Corriere delle Alpi. Ancora 19 seggi per la Lega, Partito Democratico e Fratelli d'Italia appaiati con 9. Il Carroccio resta il partito più rappresentato, maggioranza a quota 34 consiglieri, tornano in regione gli assessori uscenti Marcato, Lanzarin, De Berti e Mantovan. Lo vedete qui il nuovo consiglio, maggioranza 34 con Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Liga Veneta, Unione di Centro e per l'opposizione 17 seggi. Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistre, Movimento 5 Stelle, Uniti per Manildo e Civiche. Gli altri 2 seggi sono per Resistere Veneto. Ma noi a proposito di consiglio regionale ci spostiamo nel Corriere delle Alpi, come dicevamo, perché a pagina, 17, c'è un interessante approfondimento che propone appunto i nuovi le foto, i nomi dei nuovi consiglieri regionali. Ovviamente si tratta di dati ufficiosi, ma intanto ve li mostro, ve li scorro così li potete appunto guardare tutti. Il primo è Luca Zaia per Lega Treviso e così via. Guardiamo, sottolineiamo quelli che riguardano Belluno, lo vedete qui al centro, Dario Bond, Fratelli d'Italia, Belluno, che è stato anche il campione di preferenze proprio tra i bellunesi. E ancora per invece per il centro-sinistra abbiamo Alessandro Del Bianco, partito ex segretario del Partito Democratico di Belluno e lo vedete qui, ve lo sto facendo vedere con la, freccia. Questi sono gli, altri nomi e appunto manca, l'ultimo seggio da attribuire con i resti, oltre, a poi avere effettivamente la, conferma. Il consiglio regionale Per il consiglio regionale erano importanti, come detto, le preferenze e allora vi faccio vedere l'ultima cosa sulle, elezioni, che è appunto questa pagina dedicata alle preferenze. Bond il più, votato, siamo sempre a Belluno, terzo è Del Bianco.
il candidato di Fratelli d'Italia con quasi 7.000 preferenze, secondo Zaia il segretario provinciale del PD, quindi Del Bianco, supera i 4.000 voti. E se comprate il giornale, questo è il Corriere delle Alpi, ma ovviamente sono informazioni che trovate in entrambi, magari solo rappresentate in modo differente, potete vedere per ogni candidato consigliere il numero delle preferenze ottenute. Allora io vi leggo solo il primo per preferenze per ogni lista. Per la Lega abbiamo appunto Luca Zaia con 5.814 preferenze, Fratelli d'Italia Dario Bond 6.991, Forza Italia Bortolo Simoni 319, Unione di Centro Denise Guadagnin 562, Noi Moderati Sheila Rec con 115, Liga Veneta Franco Roccon con 313, Partito Democratico Alessandro Del Bianco con 4.696, Alleanza Verdi Sinistra Lucia Olivotto con 835, Movimento 5 Stelle Barbara Lando con 143, Volta Europa Lucia Bastarolo con 10, Le Civiche Venete Biagio Giannone con 176, Uniti per Manillo Presidente Giorgio Azzalini con 354, e l'ultima fila Pace, Salute e Lavoro Giancarlo Garna con 65, Popolari per il Veneto Massimo Vidori 47, Zumski Resistere Veneto lo stesso Zumski con 1868, e per Democrazia Sovrana Popolare primo Marco Rizzo con 170. Ovviamente ci sarebbe ancora tanto da dire sulle elezioni regionali e sulle ripercussioni che queste avranno anche in provincia, ed è proprio a queste che sono dedicate poi le pagine successive del Corriere delle Alpi. Ma vi faccio vedere l'ultimissima cosa, eccola qui, questa è la doppia pagina con la tabella che per ogni comune propone i voti e le percentuali ottenute dai candidati e dalle varie liste. Sono i dati aggiornati alle 23:30, quindi ancora quando mancavano un paio di sezioni da scrutinare, ma nei prossimi giorni ci sono sicuramente i dati ufficiali, e anzi vi annuncio che li troverete anche nel prossimo numero dell'Amico del Popolo, dati completi comune per comune, quindi appunto particolarmente interessanti. Chiudiamo qui con le elezioni regionali e anche praticamente con la rassegna stampa. Vi faccio vedere solo due cose velocissime. La prima è questa: fermiamo le violenze. E vi ricordo che oggi, martedì 25 novembre, è anche la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questo è il resoconto di un evento che c'è stato ieri al teatro comunale con la presenza dei carabinieri, ed è appunto un articolo da cui partire per parlare di dati, come vedete qui ad esempio nel grafico qui sopra, e appunto per riflettere sul tema. Ultimissima cosa, giriamo pagina perché torniamo qua nell'apertura di Belluno, dove sia il Corriere delle Alpi sia il Gazzettino festeggiano i Confindustria, che ieri ha compiuto gli 80 anni. Berton e il coraggio delle scelte, non c'è futuro senza manifattura. Questo è il titolo del Corriere delle Alpi. C'è stata appunto una cerimonia con alcune premiazioni, come vedete qui nelle fotografie al centro. E allora chiudiamo qui questa edizione della rassegna stampa. Oggi ovviamente abbiamo parlato moltissimo di elezioni. Da domani
ci saranno ancora sicuramente elezioni, ma torneremo anche a fare la carrellata di notizie dalle varie zone della provincia. Io vi ringrazio per averci seguito fino a qua e vi auguro un buon martedì.